non c'è fiume del Veneto che non abbia avuto un evento superiore a quello massimo mai registrato precedentemente, e bisogna dire mai superato neanche successivamente. Così è stato per il tagliamento, che a Pinzano, all'uscita dal suo bacino montano, all'uscita in pianura, fu capace allora di 5.000 metri cubi secondo. Ma il tagliamento vero e proprio a valle di Cesarolo, che è poco dopo la Tisana, non può portare più di 1.500 metri cubi secondo, e quindi è evidente che una piena come quella del 66 creerebbe il disastro. Il Livenza a Motta ebbe 1.500 metri cubi secondo, ma il Livenza non ne può portare più di 1.200. Il Piave a Nervesa, all'uscita dal bacino montano, quasi 4.900 metri cubi secondo, ma a valle, nel tratto canalizzato dai veneziani dopo Ponte di Piave, non ne vanno più di 3.000. Così il Brenta a Bassano 2.700 metri cubi secondo, quando nel Piovese 1.600 metri cubi secondo circa sono la massima portata che può transitare. Il Bacchiglione a Padova ebbe 650 metri cubi secondo solo perché Sant'Antonio guardò in basso, ebbe pietà della sua città, fece esondare l'astico a Bolzano Vicentino e mise sotto un'altra parte del Vicentino rispetto a quelle di cui oggi parliamo. Uscirono a Bolzano Vicentino 40 milioni di metri cubi, e questo fu il motivo per cui Padova in quell'occasione si salvò a stento. I 650 metri cubi secondo che arrivarono a Padova in quell'occasione, a valle di Volta Barozzo, lungo il Roncaiette, però non vanno, perché a valle di Volta Barozzo sul Roncaiette non si possono avviare più di 500 metri cubi secondo, altrimenti creiamo una rotta. L'unico fiume che non ebbe problemi fu l'Adige, perché era stata da poco ultimata una grande opera idraulica, la galleria di diversione Mori-Torbole, che fu capace di togliere fino a 500 metri cubi secondo di portata dall'Adige, mettendola nel lago di Garda. E in questo modo si salvò Verona, si salvò la bassa veronese e si salvò più in giù il Polesine. Tutto questo è condensato negli atti della famosa commissione De Marchi, che tutti citano ma che secondo me pochi hanno letto, anzi qualcuno ha anche dimenticato che esistano questi atti, ha cancellato dalla memoria i fatti tragici per vivere meglio. Eppure se uno legge questi documenti si accorge da una parte della situazione che ci fu allora, e dall'altra trova anche indicazioni degli interventi che era necessario fare, interventi che non sono stati in nessun modo realizzati. Quali sono le conclusioni della Commissione De Marchi? Improponibile pensare di rinforzare ulteriormente gli argini dei fiumi nei tratti valdini, sono già portati a limiti pericolosi. Era questo l'indirizzo che si era seguito in tutta la prima parte del Novecento e anche verso la fine dell'Ottocento, con il risultato di far crescere costantemente in dimensioni e in altezza queste arginature. Questi sono gli argini dell'Agno qua, però dopo aver fatto questi lavori subito veniva una piena che metteva in crisi e rendeva insufficienti i lavori stessi. Indirizzo quindi questo non perseguibile. Il suggerimento era di intraprendere una diversa politica nella difesa del territorio, creando a monte invasi per la trattenuta temporanea dei colmi delle ore di piena. Questi sono i serbatoi proposti dalla Commissione De Marchi su tutti i più importanti fiumi veneti. Nessuno di questi serbatoi, tranne quello di Ravedis, è stato realizzato. E però pensate, il serbatoio di Ravedis, che è un serbatoio che è costato 500 miliardi di vecchie lire, nel famoso 1910 corse il rischio di non salvare Motta di Livenza. Motta non fu allagata, ma le acque del Livenza furono contenute a stento entro le arginature. Questo siamo noi. Poi l'improponibilità di usare, come a volte si
dei serbatoi idroelettrici che esistono nel bacino montano. Questi serbatoi sono gestiti in modo assolutamente opposto rispetto a quello che è necessario fare per un serbatoio ad uso di pieno, e poi hanno scarichi inadeguati rispetto a quest'ultima funzione, quindi sono fuori dal gioco, anche se qualcuno ogni tanto li vuole ripescare. Non era un indirizzo completamente nuovo, perché il magistrato alle acque, quando era degno di questo nome e dell'antica magistratura della Repubblica, nei primi decenni del Novecento, realizzò alcuni serbatoi, alcuni invasi come quelli di cui oggi si discute. Una cassa d'espansione sull'Anconetta, ad Anconetta, sul canale di Santa Caterina, che è un appendice del sistema Agnugua, e poi soprattutto il famoso serbatoio di Montebello Vicentino, 5 milioni di metri cubi, che fu decisivo perché salvò tutto il basso corso del Frassine e del Gorzone dalle piene successive. Questa è un'opera realizzata nel 1927 e che ancora oggi è attuale e importante. L'alluvione del novembre del 2010, eccola qua, noi la vediamo qui rappresentata. Questo sarebbe stato l'evento superiore, come qualcuno ha dichiarato, all'evento del 66, ma non è così. Qui vedete riportate le precipitazioni del 31 ottobre, dell'1 novembre e del 2 novembre sul Veneto. Che cosa possiamo dire? Queste sono le precipitazioni complessive cadute in quei tre giorni. Quello che possiamo dire è che nell'Alto Vicentino, che è stata la zona più colpita, le precipitazioni rispetto a quelle del 66 non sono state straordinariamente superiori. In alcune zone sono state abbondantemente inferiori, in altre zone hanno superato di circa 80 mm le piogge cadute nel 66, ma queste piogge del novembre 2010 sono cadute in 3 giorni e quindi in 72 ore. Quelle del 66 sono cadute in 36 ore e quindi i due eventi non sono nemmeno lontanamente confrontabili. Tantomeno sono confrontabili se si considera che nel 66 fu tutto il Veneto a essere messo in difficoltà, mentre nel 2010, per fortuna nostra, fu colpito solo il Bacchiglione. Queste sono state le conseguenze. Vediamo le aree allagate nel Veronese, abbastanza estese, sono quelle che stanno appunto attorno all'Alpone. Questo è San Bonifacio e questo è Soave. Certamente hanno avuto dei danni importanti. Questo è Monteforte, sono i centri che proprio ieri sono stati ancora coinvolti da questo fatto alluvionale. Mentre queste sono le zone allagate dal Bacchiglione, vedete, nell'Alto Vicentino, poi il famoso allagamento Aveggiano e poi l'allagamento creato da Roccaiete a valle di Ponte San Nicolò. Le precipitazioni del 2010 abbondantemente diverse da quelle del 1966. Qui vedete la distribuzione delle intensità. Contrariamente al 66, quando le intensità andarono crescendo progressivamente, qui abbiamo avuto prima una certa precipitazione, poi un periodo di tranquillità, poi precipitazioni più intense e poi di nuovo precipitazioni che sono andate scendendo. Quindi anche l'intensità della precipitazione è stata molto diversa da quell'evento, per fortuna. Qui queste sono le precipitazioni sul Veronese, queste sono le stazioni dell'area dell'Alpone, però vedete quanti eventi ci sono stati nella stessa area che tutto sommato hanno anche a volte superato l'intensità di precipitazione del 2010. Questo per dire che non è stato un evento eccezionale, è stato un evento importante che ha causato danni importanti, ma se fosse stato davvero un evento eccezionale saremmo ancora qua a leccarci le ferite che avrebbe prodotto quella piena. Come possiamo noi oggi? Oggi possiamo fare molto bene perché in questi 50 anni la nostra capacità in campo ingegneristico di prevedere queste cose
è notevolmente cresciuta grazie alla possibilità di costruire o di prevedere matematicamente i fenomeni. E quindi noi siamo in grado di, partendo dalle precipitazioni, di determinare le portate, poi siamo in grado di farle propagare, quindi di capire e di individuare dove eventualmente le acque potrebbero lasciare il fiume, e siamo anche in grado di rappresentare con quali modalità le acque che eventualmente esondassero si diffondono sul territorio. Queste sono tutte conoscenze fondamentali per gestire i fatti dell'emergenza, per gestire da parte della protezione civile le situazioni dell'emergenza. Che cosa devo rilevare? Devo rilevare che si tende invece a gestire le fasi dell'emergenza come faceva il nostro nonno, sulla base dell'esperienza. L'esperienza è importante, ma non sempre è in grado di dare tutte le informazioni, mentre esperienza coniugata con l'uso di questi strumenti potrebbe dare veramente la possibilità di un comportamento ottimale in condizioni come quelle che in questi giorni anche abbiamo vissuto. Questo è uno schema di calcolo che ha fatto il mio dipartimento, che modella il comportamento idraulico di 3.000 km² di territorio e che è in grado di prevedere che cosa succede appunto a un'onda di piena che è impegnativa, che percorre il nostro fiume principale, che è, o meglio il sistema dei nostri fiumi principali, che sono Brenta e Bacchiglione. Adesso possiamo vedere come il calcolo simula la propagazione di una piena come è stata quella del 66. E noi vediamo colorarsi con i colori sempre più intensi le vie d'acqua. Ecco qui l'esondazione in destra Piovego, questo è il Piovego, poi l'esondazione in destra Roncaiette, per incapacità del Roncaiette di contenere le piene di questo tipo. Ovviamente allagamenti nel Piovese, dove da sempre questi allagamenti si verificano, e allagamenti in tutto il basso corso del Brenta e del Bacchiglione. Una condizione assolutamente complessa, disastrosa per certi punti di vista. Guardate cosa è stato il 2010, possiamo vedere in sintesi. Questa è la zona di Vicenza. Le macchie colorate sono quelle dichiarate allagate attraverso il calcolo, mentre le aree che stanno dentro il perimetro rosso sono quelle che effettivamente sono state allagate. Vedete che il calcolo ovviamente non va puntualmente a riprodurre tutto, però coglie l'essenza del fenomeno, e quindi noi avremmo potuto, sulla base di questi strumenti, fare meglio di quello che abbiamo fatto. Le due rotte che si sono verificate nell'Alto Vicentino, sul Timonchio, e che hanno prodotto il disastro a Vicenza. Questo è Reggiano, dove le acque sono fuoriuscite perché un tratto del torrente Tesina, Padovano, era mal posizionato in quota, e le acque del Bacchiglione, che è questo, rigurgitando il Tesina Padovano, sono uscite producendo l'allagamento. Sono uscite perché magari qualcuno non si è accorto che c'era un tratto d'argine non posizionato correttamente rispetto alle altre parti dell'arginatura stessa e rispetto alle massime quote idrometriche del Bacchiglione. Quindi la natura ha la sua responsabilità, ma l'uomo ci aggiunge anche del suo. Qui c'è stato